Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Capodimonte in provincia di Viterbo. Abbiamo tante cose da vedere nel corso della puntata, il paese si specchia sul lago di Bolsena, ma iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Non è spirito di campanilismo, ma per me Capodimonte è uno dei più bei paesi d'Italia. Lo dico francamente, sinceramente, perché la natura ci ha dato la fortuna di avere un paese veramente completo. Capodimonte ha il suo borgo, il suo centro storico. Un arenile contornato da platani secolari e un lungolago con una spiaggia lunga all'incirca 2 chilometri. Capodimonte ha il suo borgo che si trova su una penisola dove il monumento principale è la Rocca dei Farnese. Sotto la Rocca una grande piazza, Piazza della Rocca, e il Palazzo Pugnatoschi. È un posto dove si vive benissimo, un posto dove il clima è mediterraneo, un posto dove il turismo è l'economia trainante di Capodimonte. Capodimonte ha anche un piccolo porto dove ci sono la capienza di 400 posti barca. Sul nostro lago ci sono 2 isole, l'isola Martana ma quella che appartiene al territorio di Capodimonte è l'isola Bisentina, dove partono dei battelli dal porto di Capodimonte e fanno il giro intorno alle 2 isole. Il nostro gonfalone è formato da 2 colori, l'azzurro che praticamente si riferisce all'azzurro del lago e il verde le colline circostanti Capodimonte, il territorio di Capodimonte. I 3 monti sotto fanno riferimento al Monte Bisenzio, al Monte Tavolino, al Monte Cigliano. Sopra i 3 monti la testa della donna e la corona che è intorno alla testa è un passato glorioso.
La collegiata di Capodimonte, dedicata a Santa Maria Assunta, guarda dall'alto l'intero paese, ma per saperne di più andiamo ad incontrare il viceparroco. Qui a Capodimonte si è svolto nel passato tutto attorno alla chiesa, chiaro, come un po' in tutti i centri. Già nel 1400, forse fine 1300-1400, su questo luogo esisteva già una chiesa più piccola per tutti i fuggitivi che erano venuti da Bisenzio. E quindi si piantarono qui e nacque anche il castello, diciamo, ancora piccolo, fortificato, così. Poi nel 1500 c'è stato questo ampliamento perché ormai la comunità si era diffusa, si era sparsa in tutto il promontorio, era andata avanti anche verso Marta, e allora questa chiesa fu restaurata, ingrandita, anche perché qui viveva una famiglia molto importante, che era la famiglia dei Farnese, e che poi dette un papa, Paolo III Farnese. C'è questa tela della scuola del Tiepolo, e soprattutto una tela del Baglione, che è importante, che è laggiù appena si entra, che era un pittore della famiglia Farnese, quindi del 1600, diciamo. C'è un bellissimo crocifisso in fondo che risale probabilmente a 1400, in legno, quindi, e soprattutto qui, e questo è importante, perché la comunità di Capodimonte si è stretta soprattutto attorno a una figura che è un po' comune però in tutti i paesi, la Madonna. La Madonna di cui i capodimontani erano devotissimi già prima del 1500, diciamo 1600, e erano devotissimi di una immagine che sta su alla chiesa del cimitero, molto bella, un affresco freschissimo, veramente. Con una Madonna che presenta Gesù bambino tutto riccioluto, carinissimo, ecco. E nel 1700 il cardinale Barbarigo, vescovo di Montefiascone, aveva regalato un bel quadro, una bella pittura alle Maestre Pie che erano nate da poco, e qui a Capodimonte, qui accanto, la Madonna delle Grazie. E le Maestre Pie, dopo un po' di tempo, regalarono alla chiesa, alla parrocchia, questa immagine che è la Madonna delle Grazie, attribuita a Sebastiano Conca. È una splendida pittura, insomma. E tutta la comunità da allora in poi si è stretta attorno a questa immagine, lasciando la Madonna del Soccorso, attorno a questa immagine di Maria. E ogni anno la festa più importante, si può dire, a parte quella folcloristica di San Rocco, che è il patrono, che è il 15 agosto, di San Sebastiano, che è quasi dimenticato, ma il centro della vita, direi anche spirituale, di fede di questo piccolo paese è proprio la Madonna delle Grazie.
la piazza della Rocca, andiamo a scoprire sinteticamente la storia di Capodimonte in provincia di Viterbo. Ci troviamo nel cortile rinascimentale della Rocca Farnese. Rocca Farnese che è poi un castello cinquecentesco con questa pianta ottagonale che ci ricorda molto l'autore, cioè il grande architetto Antonio da Sangallo il Giovane, il quale lavorerà sempre con questa famiglia e diventerà l'architetto ufficiale prima del cardinale Alessandro Farnese, Paolo III Farnese, il quale darà a questa dimora un aspetto molto particolare, importante, perché qui verranno ricevuti papi, verranno ricevuti grandi personalità, grandi artisti, e l'isola bisentina diventerà una propagine di questo paesino, di questo Capodimonte, come un salotto, perché nell'isola bisentina verranno ricevuti anche lì grandi personalità. Sappiamo senz'altro della presenza di Pio II Piccolomini, della presenza di Leone X, dei Medici e di altre personalità. La storia rinascimentale si lega fortemente a Capodimonte, forse è il momento storico veramente più importante di questo paese, in quanto sono i farnesi che sceglieranno Capodimonte come loro dimora. Siamo intorno al 1470, Paolo III era nato nel 1468 a Canino. La famiglia si sposta verso la Val di Lago, si sposta quindi verso Capodimonte. E l'isola bisentina era stata già scelta da uno degli antenati, Ranuccio III, come tempio, come mausoleo di tutta la famiglia. Il periodo rinascimentale è indubbiamente il periodo più importante, più ricco di avvenimenti e di testimonianze che ancora oggi ci dicono la grandezza di questa famiglia, soprattutto dopo il 1534, quando il cardinal Farnese diventa appunto papa come Paolo III e fonderà il Ducato di Castro. Il Ducato di Castro, che comprenderà diversi paesi dell'attuale Tuscia, avrà proprio in Capodimonte uno degli aspetti più interessanti. Sarà un paese dove la gloria e la grandezza, la magnificenza, il mecenatismo di questa famiglia darà il meglio di sé. E qui a 2 passi dal porto turistico c'è il museo di Capodimonte, lo scopriremo con l'assessore alla cultura che ci parlerà anche di alcune iniziative che si svolgono nel corso dell'anno. È davvero con immenso piacere che vorrei parlarvi della piroga monossile che è ospite del nostro museo della navigazione. È stata inaugurata appena l'anno scorso questo museo aperto al pubblico, ma i lavori sono durati per circa 20 anni, per cui attraverso diversi passaggi di amministrazioni e di vari sindaci, però a noi è toccato, come si dice, l'onore di inaugurare questo piccolo gioiello. Questa piroga è stata rinvenuta e portata alla luce nella zona antistante l'isola bisentina. È monossile, risale a circa 1000 anni prima della venuta di Cristo, ovvero si parla dell'età del bronzo. È aperta al pubblico momentaneamente solo per il fine settimana, ma
contiamo di fare attraverso un direttore, una nostra collaboratrice, una idea di promozione presso le scuole, presso i centri culturali di tutta la provincia, la regione e poi perché no anche nel resto d'Italia. Anche i bambini sono nel nostro cuore, tant'è che abbiamo inteso promuovere la scuola comunale di musica, dedicata proprio ai più piccini, addirittura all'età della scuola materna. Un altro sguardo veramente particolare e attento è alla vita dei nostri anziani, delle persone che oramai non sono più giovani, e è con orgoglio che promuoviamo le iniziative e seguiamo attentamente tutto ciò che riguarda il mondo dell'età non più verde, come si dice. A metà agosto c'è la festa del nostro compatrono che è San Rocco, per cui vedrà una bella processione in notturna sfilare per le vie del centro storico del nostro borgo. Per arrivare fino alla chiesa dedicata al santo e per poi vedere la straordinaria manifestazione pirotecnica dei fuochi d'artificio che portano presso di noi migliaia e migliaia di persone sulle rive del lago perché sono in notturna. C'è anche un'altra iniziativa che è la Sagra del Coregone, che vede oramai protagonista Capodimonte da diversi anni, sempre avrà luogo in agosto sulle rive del lago e verranno cotti alla brace quintali di coregone che poi i nostri ospiti, i nostri turisti potranno degustare ammirando queste meravigliose bellezze che sono quelle tipiche di Capodimonte e del lago di Bolsena. Da qualche anno a Capodimonte, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, si sta affermando una scuola di ricamo. Questa scuola è chiamata Lago di Capodimonte e è nata 2 anni fa su richiesta di una signora che aveva la passione per il ricamo e che non trovava in loco nessuna persona capace di insegnarli. Si è rivolta al nostro assessore alla cultura, la signora Angela Catanesi, la quale si è subito prodigata, mi ha cercata, sapeva che io avevo delle conoscenze di ricamo, partecipavo già a delle mostre e ho accettato di iniziare questa esperienza bellissima. Ma la cosa più interessante, a mio avviso, è l'ingresso nella scuola dei bambini. Le bambine sono 9. E c'è anche un maschietto che è la nostra mascotte. Lui è così sveglio e carino che l'abbiamo quasi adottato. Tra
le varie tecniche che noi facciamo abbiamo il tombolo, il punto antico, il silk ribbon, il ricamo classico, le sfilature e facciamo anche il patchwork. Le nostre allieve sono tutte entusiaste anche perché noi a fine anno faremo una mostra a livello nazionale. Merita una visita anche l'isola bisentina che vedete alle mie spalle, ma il pescato del lago è fondamentale per la gastronomia di Capodimonte in provincia di Viterbo. Abbiamo preparato dei nostri piatti tipici con del pesce del lago di Bolsena, tipo coregone, persico, luccio, lattarini, cammarelli. Abbiamo fatto degli antipasti, dei primi e dei secondi. Abbiamo iniziato con un coregone al cuore di Parma, un coregone con peperoni marinato, un coregone ripieno di olive, patatine e finocchietto fresco, denominato porchetta. Poi abbiamo fatto dei ravioli al luccio con pomodoro e basilico, dei tagliolini al persico ricoperto di persico fritto, poi abbiamo dei fagioli del purgatorio sempre delle nostre terre, poi abbiamo delle polpettine di coregone fritto, del filetto di persico, delle cammarelle, dei lattarini, il tutto condito sempre con degli ottimi oli delle nostre terre, delle nostre zone. E poi abbiamo delle patatine arrosto e dei dolcetti nostri tipici tipo tozzetti, ciambelline al vino e ciambelline con delle mandorle. Poi abbiamo anche dei vini naturali delle nostre zone, che è un bianco del Paino, che è proprio un vino naturale, un aleatico passito della cantina La Carcaglia e un SS di Montefiascone del Poggio del Cardinale. Alla salute, vi aspettiamo a Capodimonte. Abbiamo di tutto, abbiamo una bella passeggiata, c'è il porto con tutte le barche lì, insomma è un bel paese, chiunque viene dicono tutte quanto è bello, è un paese che è più bello di quello non l'abbiamo visto, allora dico va bene così, vi ho detto, e poi veniteci a trovare, perché noi siamo contenti, più gente viene più siamo contenti. E Capodimonte in provincia di Viterbo vi aspetta per scoprire anche il suo lago, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao e buone passeggiate!